Lo so. Le mie canzoni subito entrano nel cervelletto. Tu per noi sei la nostra vita. Grazie. Io ti seguo dappertutto. Grazie. Sono venuta anche a Benevento, sono venuta a Volturino, sono venuta a Lavello, sono venuta dappertutto a vederti. Fan numero 1, tutti i miei concerti. Sì. Brava. Le cose io ti seguo e ci sono. Però io sono felice che ci mi hai chiamato perché ci tenevo a dirti una cosa. Dimmi tutto. Volevo dirti che sei un ragazzo unico, che ti adoro perché tu con le tue canzoni ci fai sognare e ci dai tante emozioni e che io ti stimo molto perché sei un ragazzo che va avanti da solo e io tifo per te, per la tua umiltà e per il tuo essere uomo, anche se hai un'età giovane. Giovanna. Ti stimo molto a te e tutta la tua famiglia e un bacio alla tua mamma perché ha fatto un figlio unico al mondo. Giovanna, io ti ringrazio per queste parole, sei veramente gentilissima, ma soprattutto percepisco che queste parole vengono dette dal cuore e non dalla mente. Alle volte, sai, si parla con la mente e mai con il cuore. Tu stai parlando proprio con il cuore anche perché mi hai ringraziato e hai nominato la mia mamma, che è la cosa più importante della mia vita. Quindi Davvero, perché io ti seguo da tanto tempo, ti giuro, e ti seguo da quando tu hai preso la tua laurea, io Sì. ho seguito tutto di te. Grazie. Ecco perché io ti stimo e prego per te tutti i giorni, perché voglio che vai sempre più avanti, sempre di più, perché ti giuro, tu sei il mio eroe, te lo giuro. Grazie Giovanni, mi stai lasciando senza parole. Sono uno che con le parole cerca sempre di aiutarsi, però mi stai lasciando senza parole. Io ti auguro, so che stai passando un brutto momento, mi hai scritto tu poc'anzi che stai passando un brutto momento, fatti forza, io non sto qui a chiederti il momento peggiore quale sia, perché non è giusto farlo sapere a tutti gli altri, far sapere i nostri problemi, perché dobbiamo affrontare tutto sempre con un sorriso e non far mai capire se stiamo male. Dobbiamo sempre mostrare la parte migliore, mai la nostra debolezza, quella la teniamo dentro di noi, perché non è bello far capire che una persona sta male. Quindi affronta tutto con il sorriso e affronta la tua vita come viene, perché siamo tutti nelle mani di Dio e Dio è quello che non ci abbandonerà mai, bisogna avere fede. Sì, io affronto tutto con te, con le tue canzoni, perché tu questo- sei la mia forza. E questo mi fa piacere, Giovanna, questo mi fa piacere perché nelle mie canzoni, ecco, per questo cerco sempre di distinguermi un po' dagli altri e raccontare molto spesso e volentieri le verità, quello che ci circonda tutti i giorni, perché poi mi portano a questo, essere la parte migliore di ognuno di voi. E questo mi onora, Quindi io ti Sì, ringrazio. perché io ci tengo a dire una cosa, tutti quanti hanno invidia di te, tutti quanti che hanno invidia di te, ma è inutile che hanno invidia, perché di Daniele ce n'è solo uno al mondo, nessuno ti arriverà. Guarda, Te lo dico con ascoltami, il cuore. ci può essere, allora, migliori di me esistono, ma come me... Può essere anche che ci sono, ma non danno quello che dai tu quando canti. Tu hai le emozioni, Daniele, tu quando sali su quel palco, tu sei un'altra persona. Tu, non lo so, tu entri dentro di noi, ti giuro. Io ogni volta che io ti vengo a guardare, io vengo a vedere mille concerti che tu fai, io non mi stanco mai. Io ti seguo da quando nel tuo complesso c'era Gino, Sì. ci stava Peppe, Sì. Boxer, io li conosco tutti. Sì, il mio maestro staff, Gioni, io li sì. conosco da una vita. Lo Quindi io so. ti seguo da tanto. Ecco, questo ne fa un artista, rimanere nel cuore della gente, non essere di passaggio, Ma rimanere. infatti, E io vuol ma dire perché? Ma non che... sai perché tu quando canti, tu non canti di passaggio, tu canti per restare nei nostri cuori, quello che non capisce la gente. Lo so. Io ti ringrazio Giovanna e mi auguro che questo momento finisca presto, questo brutto momento, così ti voglio rivedere in altri 1000 concerti ancora. Io non so se ti ricordi, quando tu hai cantato a Volturino, Sì, al ristorante, sono quella ragazza che ha detto Daniele, mi posso fare una foto con me? Ti prego, ti do tutto il mio cuore. E Peppe Box non voleva farmi passare sera e farla venire. sì, Ti ricordi? sì, vagamente, Sono sì. venuta anche ora l'ultima volta da Giusy.
da Lino e Giusy Turso. Un bacio a Lino e Sono Giusy tanto Turso, un davvero. bacio se ci stanno seguendo, un bacio a tutta Foggia, delle persone fantastiche che io voglio bene. Senti, tu, Daniele, io adesso volevo da te essere cantato una canzone. Sì, Una canzone per me, ma però che io la dedico a te come fan. Chi tu può me. bellissima quella, bella, bella, una delle più belle forse che ho scritto. Ecco cosa, queste sono chiamate che ti fanno capire l'importanza che io possa avere nei cuori della gente, del popolo che mi segue, perché forse cerco sempre di raccontare nelle mie canzoni la verità, anche se alle volte mi piace fare anche un po' i brani che le cosiddette canzonette, perché anche quelle non purtroppo fanno parte della nostra scaletta, perché non è che possiamo sempre raccontare i nostri problemi di cuore, i nostri problemi sociali, no? Dobbiamo anche raccontare le cose belle, le cose buffe, ok? Perché la musica è bella perché varia e io cerco sempre di cambiare giornalmente, canto un po' di tutto, nelle mie canzoni voi ci troverete di tutto, sempre cercherò di fare di tutto. Io sono uno che cerca sempre di raccontare quello che mi capita durante il giorno o quello che può capitare a voi durante il giorno, perché dobbiamo essere veri, ragazzi. Credetemi, e ve lo giuro, quanto amo la mia famiglia e quanto amo mia madre, che è tutta la mia vita. Non c'è cosa più bella di essere amato, stimato dai bambini. Quando riesco ad entrare nel cuore dei bambini, per me io mi sento vincitore, perché vuol dire perché i bambini si dice che i bambini sono la verità in persona, sono la verità in persona. E io mi sento felice, mi sento realizzato, perché i bambini sono la cosa più bella del mondo. E sono quelli che non ti potranno mai tradire. Quindi io mi sento un eroe, mi sento felicissimo, perché far sorridere un bimbo o una bimba è la cosa più bella che possa esistere in questa terra. Quindi mi sento felice, veramente.